Bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano, io sono gasatissimo, veniamo dalla vittoria in Supercoppa in rimonta, quanto godo. Ma adesso concentration su F1, su GP4 stagione 2008, siamo con la Renault e i giornali parlano di un ridimensionamento comendiano ed effettivamente ha fatto un bel giro, ma la macchina in qualifica non mi è piaciuta, infatti addirittura siamo noni. E con un giro così, con una Ferrari o con una McLaren, sicuramente la pole position. Quindi pole per Gigi Hamilton che comincia alla grande. Quindi complimenti a Gigione Hamilton. Vabbè, poi vediamo Kubica, Heidfeld, Pippo Massa, molto indietro. Kimi, che cazzo è Kimi? Addirittura 13esimo. Sono arrivati 9 scuderie, beh, Piquet a 18esimo. Comunque c'è la... cos'è la prima Force India? Questa è sì, cazzo. E la Super Aguri. Tanti auguri alla Super Aguri. È prevista pioggia? Non credo, infatti. Si gode. E si parte, ragazzi. Stagione 2008, siamo un po' ridimensionati, non vinciamo nulla da 3 anni. Punto, comunque, sono vinto la Supercoppa, quindi godo. Ciao. C'è molta tensione, Beppe. Perché qua il Cume si vuole fare 2 anni buoni, perché poi, insomma, c'è qualcosa bolle in pentola per il dopo 2009, non bisogna vedere. Comunque 2 anni ce lo assicuri qua. Go, go. Questo deve essere l'anno di Hamilton. Lo ha detto Gigi. Delusissimo per aver perso il mondiale oddio, come si dice, a parità di punti. Tanto qua super però il Cume. Dai che però Melbourne una gara favorevole per me, dai. Comunque grandi BMW, ragazzi. BMW non deve scappare Gigi Hamilton. E subito gran sorpasso. No, attenzione, Nick rompe i maroni, Nick rompe. Grandissimo. Diciamo che il Melbourne è una tappa per me amica, in realtà. È una gara iper favorevole Melbourne. Solo che sento che la macchina non è competitiva come Ferrari o McLaren. Tanti sognano dopo il 2009 l'arrivo in Ferrari, il ritorno. Andremo a vedere. Sta spingendo molto Fernando Cume, anche Alonso vuole il titolo. Molto deluso l'altro anno, bastava fare qualche punto in più in gare stupide, chissà. Comunque scatenato Gigi Hamilton. Ok, good pace. Carry on with the job you're doing. Hamilton vuole già vittoria e pole vittoria. Hamilton ha detto non è facile perdere un mondiale a parità di punti per per vittorie. Diciamo Hamilton ha vinto solo 2 volte, mentre Massa ne ha vinte 6 se non sbaglio, quindi ma il Kuma ha fatto come si dice un'intervista dove ha dichiarato: caro Gigione, io ne ho vinto uno così a parità di punti con Barrichello e con Hakkinen a 2 punti. Voi però hanno perso uno all'ultima curva. Questo è il mondiale, ma tu hai talento, ne vincerai tanti di mondiali. Perché tu sei Gigi Hamilton, o Gigi Hamilton, o Lewis Hamilton. Con questa conferenza stampa il Kuma ha dimostrato al mondo di essere una persona con dei problemi. Comunque qua non riusciamo a prendere Kubica, ragazzi. Un osso duro Roberto. Comunque Piquet 18esimo, ragazzi. E Fernando Cume sta dimostrando che ha un talento con una macchina molto inferiore. Là, ricordiamo che ha vinto con una Williams il mondiale. L'ultimo mondiale vinto dal Cume ormai 105 anni fa, purtroppo. Era 3 stagioni che il Cume non vince nulla. Attenzione che siamo molto vicini a Roberto. Ok, good pace. Carry on with the job you're doing. Vediamo che Melbourne una tappa. Oh no, vabbè. Attenzione, errore. Second place. You're in Errore di Roberto. Speriamoci che Melbourne una tappa molto gustosa per veneziano. Una delle gare favorite. Sta pitturando adesso Fernando Cume, però Gigi a 3 secondi.
Ormai il Cume è un veterano. Dall'era Cume è l'uomo che ha vinto di più. Dal 98, l'era Cume, ormai è chiamata così da tutti. La classica era Cume. Ma Hamilton ha detto che vuole battere Veneziano. Vuole vincere 4 mondiali di seguito. Vedremo. Yellow flag, yellow flag. Adesso sembra avere un ritmo buono però il Cume. Però in realtà sto perdendo. Ho notato molti meno ritiri rispetto alle prime stagioni. Stiamo perdendo però da Gigi, eh. No, qua ho guadagnato però. Vedo che sarà dura vincere il mondiale costruttori con Piquet che è 11... No, decimo, l'ha anche recuperato Piquet, bravo Piquet. Ai box Nakajima, probabilmente incidente per il Naka. Incidente per il Naka. Ci stiamo avvicinando molto però a Gigi Hamilton. No, qua il Cume fa un miracolo. Sarà dura però vincere Hamilton, lo vedo bello gasato. Signori, Gigi Hamilton guadagna 2 decimi. Okay, good Hamilton, pace. Carry on with the job you're doing. il fottutissimo Hamilton. Molto male le Ferrari però, soprattutto la Raikkonen. Crisi nera per Kimi. Dai ragazzi, dai. Stiamo guadagnando ancora. Ma Gigi è un osso duro. Hamilton è una bestia. In questa seconda stagione per il pilota inglese. Mentre il Cume dal 98. Sono 11 fottutissimi anni ormai. Stiamo avvicinando parecchio. Sta Renault non è indimenticabile, ma dai, nelle gare favorevoli possiamo dire la nostra. Boom, Good fastest job. That was però. the fastest lap of the race so far. E quando Fernando Cume fa i fastest so cazzi. Malissimo però le Ferrari, mamma mia. Inizio disastroso delle Ferrari. Siamo vicinissimi a Gigi Hamilton. Ha paura Gigi Hamilton. Il signor Gigi Hamilton ha paura.
Dai, dai, dai. Ho fatto il vuoto comunque. Sarà una sfida Gigi Fernando Cume? Chi lo sa? Dai, vola Cume, vola. Forse un altro fastest questo. Yes, yes. Iper fastest. Scendiamo sotto l'1.30. Mamma mia, che rimontata. Come il Milan in Supercoppa godo. Adesso solo trovare il momento giusto e ce lo ciucciamo. Yellow flag ancora. Ma è solo un errore, non è un ritiro. Pochi ritiri, pochi ritiri. Attenzione. Devo stare molto attento. Bella sfida tra Gigi e Cume. Gigi Cume. Scusate se non commento tanto, ma sono iper concentrato. Mamma mia, che gara. Attenzione, questa è la vera sfida. Eccola qua, bellissima, bellissima, bellissima. Just 3 laps to go now. 3 laps. You're leading the pack. P1. Yes, blau job, Cume, blau job. Attenzione, ci riprova però Gigione. You've dropped down into Incredibile. P2. Try and take first back. Push for the win. Cosa ha fatto Hamilton? Forte Hamilton. Il signor Lewis Hamilton per gli amici, Gigi Hamilton, o Gigi Hamilton per gli amici, Lewis Hamilton. Mi ha ripreso la posizione, la macchina la sento che è inferiore. Vediamo, sarà un bel duello, sarà. Mamma mia, che rischio. Hamilton ha una marcia in più però, Io questo è il mio punto però. L'ultimo settore. Eccolo qua ancora. Che pilota però Hamilton, mamma mia. 2 laps left. Next time by will be your final lap. Eccolo qua il Cume fa la mossa. Leading the pack. P1. Questo è un gran sorpasso però, Attenzione ancora, Gigi ci prova. You've dropped down into P2. Attenzione, in questo punto Try and take Hamilton è una first back. bestia. Push for the win. So cazzi perché Hamilton veramente è un pilota fenomenale, lo sappiamo. Ma l'idea è che non ce la faccio, Vedo un Hamilton veramente fenomenale. Nell'1 contro 1 Hamilton è una bestia. Ah, è brutto errore. Hamilton se ne va. Male, male, male. 2 secondi ho perso. Bruttissimo errore. Sente la pressione del Cume del più giovane. Gigi è giovane. Gigi è fresco.
Manca un giro, ma sono belli stacco. Vabbè, ci ho provato 2 volte, l'ho sorpassato, ma 2 volte This mi ha is your final ripreso. lap. Final La lap of Panda the race. Race. Grandissima McLaren. Yellow flag. Questo è un ritiro. Webber saluta. Marcolino Webber saluta. Sta provando, attenzione che non è finita, eh. Peccato. Ci provo. Ho esagerato. Va a vincere Gigi Hamilton. Forse no. Forse sì invece. Per pochissimo, incredibile. Okay, good job, mate. Really well done. That was a fantastic drive. Ragazzi, scusate, ho sbagliato nel cliccare il coso, praticamente non ho registrato la gara, sono una pippa, atroce. Chiedo venia, come siamo andati settimi, gara un po' balorda, tra alti e bassi, ero quarto, poi ho perso posizioni da Hamilton, Barrichello e tanti altri, la macchina non ha fatto il suo lavoro e basta, insomma, quindi classifiche che sono così, Kubica in testa, BMW in testa nei costruttori, va bene. Per il mondiale la vedo difficile, però perché la macchina non c'è molto e mi scuso per la gara, non registrata solo una pippa atroce. Ciao!